Noi oggi stiamo lavorando ad una rete ospedaliera che prima di tutto garantisca la qualità delle cure mediche. Noi non dobbiamo pensare se l'operazione la dobbiamo fare sull'ospedale sotto casa piuttosto che a 10 km di distanza. Noi dobbiamo guardare la professionalità delle cure mediche. Quindi ogni ospedale avrà il suo perché, cioè sarà dotato di determinate specificità e con un lavoro diciamo, in serie, cioè un lavoro che permetterà alle equip mediche di lavorare all'interno dei nostri ospedali, ma di scambiarsi anche le informazioni tra ospedali e dare delle vere e proprie dignità ad ogni nostro singolo nosocomio del territorio, senza considerare che a breve andremo ad aprire l'ospedale di Asiago. Parliamo di 30 milioni di euro investiti dalla Regione del Veneto per una popolazione di montagna, per un presidio importante di montagna, ma che potrà ovviamente anche servire le popolazioni di pianura con determinati servizi. Oggi queste sono le sfide che affronteremo nei prossimi mesi, perché anche Asiago ovviamente avrà sì dei reparti, ma gli daremo anche una vocazione, che sarà una vocazione soprattutto dedicata alla riabilitazione dei pazienti, ma quello che noi puntiamo è continuare comunque a garantire una serie di servizi anche alla gente di montagna, perché ovviamente se vogliamo che la gente rimanga in montagna bisogna anche garantirgli dei servizi appropriati.